Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione live su friulitv.net. Nei mesi invernali i passaggi di migranti dalla rotta balcanica sono diminuiti, ma ci aspettiamo un incremento quando arriverà la bella stagione, cosa che ci preoccupa. Bisogna avere la consapevolezza che in Friuli Venezia Giulia non possono rimanere perché già oggi siamo la regione che accoglie più di tutta Italia rispetto alla popolazione. Non possiamo supportare numeri che crescano in maniera spropositata perché sarebbe ingestibile. Lo ha detto il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a margine del convegno FVG Connect sull'innovazione promosso da Open Fiber, BA, Saipen e Fincantieri insieme con la stessa regione nel cui palazzo si svolge. Dobbiamo lavorare sul blocco degli arrivi, ha proseguito Fedriga, e su questo serve collaborazione con gli altri paesi europei. Penso che la sospensione di Schengen stia aiutando, non serve solo a fermare l'ingresso di possibili estremismi. Per quanto riguarda la costruzione di hotspot, invece, ad oggi il Friuli Venezia Giulia non ha comunicazioni sulla costruzione di questo tipo di strutture, ha concluso il Presidente nel suo intervento. Piazza Transalpina è il cuore pulsante della Capitale della Cultura 2025, dalla quale parte un messaggio di unità e di bellezza, di opportunità e di crescita. Un messaggio senza confini che parla un unico linguaggio e che si propaga come una musica nuova tra le strade di Gorizia e Nova Gorizia. Ciò che si compirà in piazza Transalpina con la fusione di popoli e genti e soprattutto di tanti giovani provenienti da tutto il mondo si candida a essere un esempio modello per tante altre città d'Europa. Sono le parole dell'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli rispetto ai lavori di riqualificazione di piazza Transalpina Gorizia, piazza che si trova proprio a fianco dell'omonima stazione sul vecchio confine tra Gorizia e Nova Gorizia e che prende il suo nome dalla linea ferroviaria Jesenice-Trieste. L'intervento, oggi al via, rientra nei progetti Europa 27 di importanza strategica per il programma regionale FERS 2021-27 e si concluderà nei primi giorni di febbraio del 2025, proprio alla vigilia del via ufficiale della Capitale Europea 2025. La ricca stagione espositiva 2024 al Double Tree by Hilton Hotel Trieste, a cura delle Vie delle Foto, prosegue con la mostra fotografica personale di Doris Liva, profumo di primavera della stessa autrice, che si inaugura domenica 18 febbraio alla presenza dell'autrice e della curatrice Linda Simeone. La rassegna espositiva sarà visitabile tutti i giorni dalle 17 alle 23 fino al 3 marzo prossimo. Per info e prenotazioni e tour guidati, le vie delle foto @gmail.com oppure 345 291 1405. Chiudiamo qui questa edizione live, ulteriori news come sempre sul sito www.friulitvnetworking.com. Alla prossima.